Eccoci qui col nostro focus, l'approfondimento quotidiano giornalistico. Oggi lo dedichiamo a Catania. Dalle periferie al centro abbiamo pensato di sentire le associazioni della società civile, insomma tutti quelli che non si arrendono ma anzi hanno un occhio puntato sulla città, un occhio anche vigile e soprattutto non fanno conto di quel vabbenismo, no? Quello che si dice vabbè, tutto è possibile, tutto è normale, ma in realtà non è così. E noi cercheremo di capirne un po' di più questo pomeriggio. Per questo in studio con noi c'è Giusy Milazio, grazie per essere con noi, su Unia Sicilia. Non è la prima volta che la invitiamo, parliamo quasi sempre delle stesse cose per certi versi, parliamo di casa, emergenza abitativa a Catania, tante famiglie in attesa di un alloggio popolare, la situazione non è assolutamente chiara e soprattutto anche vedremo perché. Grazie anche a Sara Fagone di Librino Attiva e dunque ci spostiamo nella cosiddetta periferia, ma io non la chiamerei periferia. Catania è tanto e quindi un quartiere di Librino, quartiere tra l'altro che io sempre invece definisco una città nella città per la complessità, per tantissimi abitanti che ci abitano, per tante energie positive, non solo, anche quelle negative che sono agli onori della cronaca quasi ogni giorno. Grazie anche a Mario Spampinato di Volere la Luna, lui è un attivista, possiamo definirlo così, perché è una persona che si impegna da anni appunto nella cosiddetta società civile, ma in realtà è una società, ci sono persone, insomma, come dicevo prima, che sono attente e vigili a quello che accade in città, che sta accadendo, anche lui lo sentiremo per qualcosa insomma che ha a che fare più il centro che la periferia. Grazie a Nino Bellia, anche lui un testimone, no, di quello che è l'impegno civile in questa città e soprattutto anche di quello che vuole dire questa città a tante persone. Partirei e chiedo anche, se volete, ovviamente ai nostri telespettatori, se volete interloquire con noi, la nostra linea WhatsApp, lo sapete, è aperta sempre, 342 74 55 005. Andiamo spediti anche perché il tempo è breve, siamo in tanti, vorrei dare voce veramente a tutti. Partiamo da lei. Oggi voi siete stati, e non è la prima volta, a Librino, sotto quelle ormai sono diventate l'emblema, no, di quello che vuol dire l'alloggio popolare a Catania. Stiamo parlando delle due torri in via San Teodoro, in viale San Teodoro e in viale Biagio Pecorino. Insomma, a che punto siamo? Non ho molte novità, nel senso che noi siamo oggi stati lì come Sunia e abbiamo deciso e comunicato alla stampa, perché oggi era una conferenza stampa, ma anche ai tanti abitanti o potenziali assegnatari presenti, che ogni mese faremo un presidio fino a quando non inizieranno i lavori e non avremo la data di consegna. Le stiamo vedendo queste torri, insomma queste torri stanno lì da circa 20 anni, forse di più. Tra una cosa e l'altra, sì. In questi anni un rimpallo tra gli ACP, Istituto Autonomo Case Popolari e il Comune, insomma, e poi vediamo questo scempio che poi di fatto ormai è anche un problema serio rimetterle in piedi. Sicurezza, no? Sì, ma poi la spazzatura si accumula ed è un po' triste vedere con questo grande bisogno, perché noi parliamo sempre di dati su Catania che comunque sono anche superati, perché noi ci atteniamo ai dati delle graduatorie a cui sommiamo i dati degli sfratti. Gli sfratti aumentano, le graduatorie sono vecchie, quindi se oggi si facessero i nuovi bandi l'aumento della richiesta sarebbe proprio sostanziale, perché non possiamo pensare che la povertà che aumenta, il potere d'acquisto che diminuisce, lascia a parte il tema abitativo. Non è così. Tra l'altro noi pensiamo che nelle periferie che sono state oggetto di insediamenti o di edilizia popolare pubblica non si debba costruire più. Certo, le due torri vanno completate, ci mancherebbe, che l'incompiuto non ha veramente senso, ma poi pensiamo che l'edilizia sociale pubblica vada distribuita nella città, riqualificando gli immobili, ma lo diciamo perché si può fare. Senta, vorrei chiederle invece proprio l'ultima cosa che può anche giustificare il fatto, perché è assurdo che dopo 20 anni ancora ci sono gli scheletri. Chi è che chi dovrebbe intervenire? Il comune? Ci sono i fondi? Non ci sono i fondi? Perché solitamente si dice non ci sono i fondi. No, i fondi ci sono stati
ci sono, è da almeno 10 anni che questi fondi ci sono, ogni tanto spariscono, ogni tanto si inabissano, rispuntano. Oggi Catania ha una grande disponibilità di somme. Qualche giorno fa ragionavamo dei residui del Pommetro 2014-2020. E allora perché non vengono utilizzati questi fondi? Io credo che nel rinviare, quindi fare, diciamo, utilizzare le due torri come una sorta di, come dire, di pedina, perché si finisce una cosa e allora questi si spostano su un altro fonto, ci è stata un po' di confusione, però sono convinta che questo significa che non c'è la volontà e la consapevolezza della gravità del tema del disagio. E tra l'altro noi pensiamo volontà politica o volontà amministrativa? No, politica. Perché d'altro canto che senso ha lasciare al librino che, come dire, ha tanti problemi, e bene parlerà sicuramente Sara, è qui per questo, ma ha tante cose positive, anche tante cose che avvengono in questi scheletri. Che senso ha? Che senso ha? Dico, ce lo chiediamo solo, tutti. Esatto, ce lo chiediamo tutti. Sara Fagone, quindi, che senso ha mantenere in una realtà così complessa come quella di Librino due strutture assolutamente abbandonate da 20 anni, ma che senso ha anche andare avanti rispetto a questa situazione? Sì, no, questo è un problema che non riguarda solo l'edilizia come le torri, ma riguarda un po' tutto. Poco fa Giusy Milazzo diceva da 20 anni che ci sono queste torri e sono rimaste incompiute. Ad esempio le Spine Verdi credo che abbiano toccato già i 40 anni, da quando sono state progettate a quando è iniziato il primo finanziamento. Anche lì i finanziamenti ci sono sempre stati ma poi dirottati. Ora finalmente pare che una grande parte delle spine verdi e ciclabili sono state completate e collaudate, però un po' faccio sempre quell'esempio come quando si butta da mangiare agli animali, che tu butti da mangiare e te ne vai, e te ne scappi. Le spine verdi infatti sono in questo momento in uno stato di, anche se le hanno completate da poco, la natura, se non c'è una manutenzione, prende il sopravvento. Certo. Hanno fatto un lavoro bellissimo, sia il wave park, l'area attrezzata per il fitness, però sono ricoperte di sterpaglie e quindi è come se non le avessero completate. Certo, assolutamente. Quindi quella, siccome Librino non è un quartiere a sé, non è un comune autonomo, ma è Catania, noi vorremmo la stessa attenzione che c'è, che è riversata sul centro. Noi vediamo tanti interventi, manutenzioni, noi non abbiamo neanche i vigili urbani, cioè in queste spine verdi che ci passano anche i furgoni per il gelato, motorini, macchine, furgoni, non c'è nessuno che vigila, e noi sappiamo bene che se vogliamo educare la popolazione a comportarsi in un certo modo ci devono essere dei controlli che sono completamente assenti. Assolutamente. Anche io chiedo a Mario Spampinato, a questo punto passiamo un po' da quella che è insomma una zona un po' più distante dal centro al centro. Voi avete presentato una lettera aperta al sindaco per la questione di Corso dei Martiri della Libertà, questione che anche lì va avanti da decenni. Allora si diceva più attenzione al Librino, più attenzione appunto alle cosiddette zone periferiche. Lei invece qual è la sua idea su questo? Ma io approfitterei di questa occasione per lanciare una mia idea personale. La mia idea personale è quella, per un anno, per un certo periodo, di portare le periferie al centro. Che significa portare le periferie al centro? Che le manifestazioni che vedono al centro della città e che si organizzano sia da parte del pubblico che del privato, per un lasso di tempo che potrebbe essere un anno, qualche mese, un certo qual periodo,
si trasferiscano nelle periferie e diano linfa e vita alle periferie, che sono assolutamente in credito nei confronti della città, ovvero iniziative come il Corri Catania di domenica scorsa, o come la processione del Corpus Domini che avverrà fra un paio di domeniche, o le manifestazioni estive o quelle natalizie, o i convegni che pubblico e privato organizza, per esempio ai Benedettini o al Palazzo Platamone, possano svolgersi per un lasso di tempo nelle periferie, mettendo appunto le periferie al centro di quello che è la vita della città e costringendo in qualche modo a viverle tutti i catanesi. Secondo lei c'è insomma, l'intenzione, la volontà di fare una cosa del genere? Perché sarebbe veramente un cambio di prospettiva, e questo non dipende solo dal... Ci vuole il concorso ovviamente di tanti soggetti, ci vuole il concorso dell'amministrazione comunale, ci vuole il concorso delle associazioni civiche, del mondo universitario, comunque di tanti soggetti che, sedendosi attorno a un tavolo, possano elaborare un progetto, ripeto, che vada a unire, avvicinare i tessuti che sono oggi abbastanza distanti e far vivere. Molti catanesi non conosciamo, ci perdiamo, io per primo, all'interno di Librino, perché non la viviamo, perché non la conosciamo, perché la frequentiamo sporadicamente o solo quando ci troviamo ad andare all'ospedale San Marco. Lei citava... struttura pubblica che si è insediata a Librino è l'ospedale San Marco. Non lo hanno fatto gli istituti superiori, non lo ha fatto l'università, non lo ha fatto l'amministrazione giudiziaria. Fino ad oggi il maggior numero di soggetti si sono rifiutati di avere un insediamento e quindi il vostro impegno è anche quello di fare pressione, perché voi fate pressione. A questo proposito ritorno alla lettera aperta che avete fatto a proposito di Corso dei Martiri, un'altra veramente questione emblematica di Catania, perché appunto non so, ora ho perso anche il conto, ci dica lei da quanti anni ci sono progetti di riqualificazione, li vediamo dall'alto, ci racconti lei? 71 anni, dal 1973 che si è aperta questa vicenda. È una vicenda che io riassumo in una partita fra il pubblico privato, in cui il pubblico si è svenato e si è prestato, come dire, all'interesse purtroppo del privato, si è guardato in un'ottica deformata in cui la difesa dell'interesse collettivo è stata nel tempo, nei decenni, assolutamente sconfitta dagli interessi privati. L'ultimo capitolo riguardava appunto il sindaco, no? Che aveva intimato i 10 giorni famosi ai proprietari che sono privati, di quelle che abbiamo visto. Sì, ecco, sì, la situazione è un attimino un po' più complessa. Vi è stata recentemente, negli ultimi decenni, nel 2012, una convenzione decennale, quindi con scadenza nel 22, che doveva prevedere, attenzione, la realizzazione di tutta una serie di opere a seguito di un accordo appunto stipulato fra l'allora sindaco Stancanelli e i proprietari delle aree. Noi abbiamo visto che in questi 10 anni si è realizzato sostanzialmente nulla e vi è stata un'inerzia sì dei proprietari, che appunto non hanno ritenuto probabilmente utile o redditizio andare a realizzare opere, ma vi è stata un'inerzia soprattutto da parte del pubblico, dell'amministrazione pubblica, sia della politica che dei funzionari degli uffici comunali, che non hanno, ripeto, in questo lasso di tempo, negli ultimi 12 anni, ha sostanzialmente fatto pressione e intimato alla proprietà privata la realizzazione e l'adempimento di quanto sottoscritto. E quindi in questi 12 anni abbiamo visto sostanzialmente nulla, abbiamo visto la realizzazione di un progetto che non è andato neppure in gara
e quindi sostanzialmente siamo al punto di partenza. Questo è assolutamente grave. Gravissimo, dopo 70 anni insomma, di discussioni e di progetti. Io mi sposto di noi crediamo che sia necessario un cambio di passo, che sia necessario un cambio di registro, che la pubblica amministrazione, che il comune debba assolutamente inchiodare i proprietari alle proprie responsabilità, debba cominciare dal farsi versare una cauzione, una fideiussione, così come previsto dagli accordi, alla realizzazione del progetto che è già stato completato in versione esecutiva da qualche anno, e quindi consegna della fideiussione e attivazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che consistono in un parcheggio il cui oggi costo dovrebbe essere di circa una ventina di milioni di euro. Non possiamo consentire che i privati non mantengano fede ai propri impegni, che non abbiano sostanzialmente una parte attiva nel sanare questa piaga che deturpa una delle aree più importanti. Siamo a centinaia di metri dal centro e a centinaia di metri dal mare. E la blocco un attimo, siamo a pochi metri dal quartiere di San Berillo. Interpello a questo punto Nino Bellia dell'Osservatorio Urbano, che appunto raccoglie tante realtà, ma che è presente. Sì, infatti l'osservatorio proprio nasce da questo interesse verso San Berillo e i piani, i PNRR, il PUI, e quindi da giugno, quando andavamo in aula consiliare a seguire questi incontri. E poi è nata questa associazione spontanea, questa aggregazione di individui e di associazioni, con l'intenzione proprio di concentrarci sia sul piano degli interventi previsti e che già stanno cominciando a prendere corpo, sia sul piano dell'aspetto sociale e anche umanitario. Quindi diciamo che l'interesse che noi abbiamo sviluppato, posso dire da settembre fino a oggi, con una continua presenza sia di quelle organizzazioni che già erano presenti a San Berillo, Centro Astalli, Cavaliere della Mercede, Trame di Quartiere, lo stesso Sunia con tanti incontri eccetera, ma anche con interventi individuali e di gruppo, di squadra proprio dell'osservatorio, per instaurare rapporti positivi con tutto l'ambiente, sia con i residenti, sia con le signore che lavorano lì, sia con i giovani africani che nel quartiere si incontrano, vivono e pongono tante problematiche. Ora, noi ci siamo posti appunto una serie, io qua ho dei punti, delle parole chiave che nella riunione dell'altra sera uno dei nostri ce ne dica almeno due, poi andiamo magari per e allora, quindi esigenze. L'osservazione, l'attenzione continua, l'apertura alle novità. Noi non siamo per chiuderci alle novità che propone l'amministrazione, però siamo anche per guardare con senso critico e vedere anche come verranno spesi questi soldi, perché sostituire per esempio una pavimentazione che Basolato Lavico soltanto messo 15 anni fa adesso verrebbe sostituito completamente con una grossa spesa e cose di questo genere, e poi soprattutto delle proposte di carattere proprio umanitario, perseguendo l'idea, il sogno che Catania è di tutti, che Catania può essere abitata in una maniera inclusiva, rendendo bella la vita di un quartiere che si rinnoverà, che diventerà sicuro, ma che potrà ospitare anche esempi e modelli di vita appunto multirazziale, con incontri fra le culture. Stiamo facendo tante attività, magari ne parleremo un'altra volta, però sono mirate proprio a rappresentare qualcosa di nuovo. Bene, grazie. Noi ci fermiamo, brevissimo stacco e poi ritorniamo in studio. E dunque oggi stiamo parlando di appunto emergenza abitativa a Catania, ma non soltanto, insomma le situazioni e le realtà che stiamo
cominciando anche a conoscere più da dentro, perché ci sono le associazioni della società civile che ce le stanno raccontando. Giusy Milazzo, si faceva riferimento a Librino come quartiere dove Nino Bellia ci diceva la possibilità, no, di integrazione, di rinascita, San Berillo, assolutamente. Anche dal punto di vista abitativo, perché il suo sguardo è quello, no? Sì, dico, ovviamente con i nostri amiche e amici ci conosciamo benissimo. Per fortuna fate anche rete, quindi facciamo rete, questo è importante, c'è no? un bel lavoro all'interno dei comitati sui vari temi ed almeno noi ce la facciamo a coordinarci. Quello che non riesce a fare l'amministrazione, anche con i suoi vari servizi e le sue varie direzioni, e soprattutto il coordinamento sarebbe la chiave, la scommessa da fare per i fondi e i finanziamenti, perché Librino per esempio in questi anni ha avuto tanti interventi legati a fonti di finanziamento diverse. Ma sono interventi scollegati l'uno dall'altro, quindi finisci una cosa, nel frattempo si degrada, dopo qualche anno ne fai vanifica un'altra. tutto poi, no? E lo stesso problema c'è per le cose che diceva Nino Bellia. Perché gli interventi, diciamo dal punto di vista degli interventi pubblici, gli interventi previsti su San Berillo del Pui non prevedono il sociale, non lo prevedono proprio. Piani urbanistica integrata, sì, a favore di chi ci ascolta. Però col PON Metro Plus su cui l'amministrazione sta lavorando, in cui San Berillo è dimenticata, si potrebbe intervenire su quella parte. Allora, per fare cosa? Per appunto realizzare cosa? Nino Belli ha parlato di tutti i problemi reali, le bellezze ma anche i problemi che ci sono a San Berillo, cominciando dal fatto che ci sono tanti ragazzi neri e dopo la chiusura di Mineo si sono riversati e tanti a parte. San Berillo, come Librino per altri versi, avrebbe bisogno di interventi sociali che si inneschino con quelli, si intreccino con quelli urbanistici. E io aggiungo solo questo, che noi come Sunia, ma da tanti anni, ora naturalmente questo ragionamento sta continuando con l'osservatorio, noi diciamo che a San Berillo alcuni immobili già del comune pubblici possono essere utilizzati per case sociali, saranno 10 appartamenti, 12 appartamenti, ma facciamone appartamenti da assegnare alle giovani coppie, ai ragazzi, ai giovani precari, cerchiamo anche di dare, ma facciamoli nelle zone centrali e riabitiamole, perché io escludo, non vorrei, io sono andata, finisco veramente, l'altro giorno alla Civita, mi ha fatto impressione, è finta, c'era la posta, io sto lì vicino, sto là, la posta con la gente normale che faceva la fila, prendeva i pacchi, la gente, spariti. Ora turismo, la stessa piazza, brutto, non è una bella cosa da vedere. Sara Fagone, chiedo a lei e chiedo ai miei ospiti di essere veramente veloci, purtroppo il tempo è tiranno in questo, e io invece le chiedo se l'idea di Mario Spampinato poteva essere un'idea, insomma, che può essere poi realizzata, quella di decentrare, quindi portare a Librino le iniziative, gli incontri. Noi sono più di 20 anni che facciamo il ragionamento, appunto, che la gente che ha questo luogo comune nei confronti di Librino, l'unico modo per poterlo eliminare è conoscerlo, e lo si conosce solo così. Noi in passato abbiamo lottato per l'istituto d'arte che poi non è voluto venire a Librino e hanno fatto in modo da far degradare la ex Brancati, che adesso è tutta vandalizzata. Ci sono tante di quelle, la cittadella della polizia, il centro direzionale, ma non lo vogliono fare perché per noi da più di 20 anni che diciamo le stesse cose. Librino deve essere conosciuto proprio per evitare quel luogo comune che a Librino ci stanno solo i delinquenti. Assolutamente. E per viverlo, cioè per conoscerlo, bisogna viverlo, bisogna passarci, bisogna conoscerlo. Mario Spampinato, io chiedo a lei invece
tanti anni del suo impegno anche per fare pressione. In brevissimo, lo so che ci vorrebbe una trasmissione per parlare di quello che poi non accade, però un impegno deciso, cioè determinato, chiaro, concreto, voi lo avete a breve scadenza dopo la lettera che avete mandato su Corso dei Martiri? Sì, noi abbiamo in programma nelle prossime settimane un'iniziativa, un convegno, all'interno del quale presenteremo le nostre proposte metodologiche, ovvero su quelle che sono le iniziative concrete che chiediamo all'amministrazione, e anche nel contenuto, su quello che noi vorremmo si realizzasse all'interno degli spazi liberi, nel momento in cui, e noi crediamo che sia una discussione che la città deve concretamente prendere in considerazione, la ridiscussione del contenuto del piano di Cucinella e la possibilità, come ha anche accennato il sindaco, che queste aree abbiano un assetto completamente diverso, Bene. che vengano in buona sostanza per la maggior parte lasciate libere con un grande spazio a verde, con un grande parco urbano, e la destinazione appunto di alcuni insediamenti, alcune strutture che lo rendano omogeneo e nel complesso vivibile, contrariamente a quelli che erano gli aspetti inseriti all'interno dell'accordo. Grazie Nino Bellia, ultimo ma non da meno, come si dice, le chiedo veramente un flash per San Berillo, cosa vi aspettate, cosa proponete? Dunque, che San Berillo possa diventare, con l'aiuto di tutti, della rete di cui fanno parte anche gli amici presenti qui, dell'amministrazione, dei cittadini residenti e di tutti quelli che vogliono interessarsi a ciò, diventi un fiore all'occhiello non solo per il turismo, per l'eleganza, per quello che diventerà attraverso gli interventi, ma di convivenza sociale, un modello a livello europeo. È un'occasione da non perdere se abbiamo il coraggio di rinnovare determinati rapporti, le iniziative, applicandole e calandole nel concreto, non soltanto con interventi di facciata o a scopi finanziari economici. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie ai miei ospiti, alla prossima.